Buongiorno a tutti, vi presento in questa sede la nostra nuova proposta per la confusione sessuale via spray. Si chiama Exploiovit, contiene qualcosa come 10.000 miliardi di microcapsule in un formulato che andiamo a descrivere. Cioè un formulato registrato per uva da vino e da tavola, specifico per l'alobesia botrana, per la tignoletta, al dosaggio di 1 litro per ettaro, in sospensione concentrata, con un massimo di 4 applicazioni per ettaro per anno, con un periodo di applicazione da ingrossamento e infiorescenza alla raccolta, un intervallo di sicurezza di 3 giorni e uno stoccaggio direi assolutamente tranquillo. Le microcapsule che contiene l'Exploiovit vengono formate con un processo di appunto microincapsulamento di tecnologia particolare in cui sostanzialmente questi polimeri a base di cera d'api e di olio vengono prima aperti e poi richiusi una volta che è stato introdotto il feromone. Quindi vengono create queste microcapsule nel formulato, microcapsule che distribuiscono in totale, col litro per ettaro di cui vi parlavo prima, circa 23,2 grammi di feromone ogni volta, quindi una concentrazione parecchio elevata. Le microcapsule sono, come vi ho già accennato, senza solventi, senza plastica, biodegradabili, contenenti un'elevata concentrazione appunto di principio attivo, hanno un rilascio graduale del feromone stesso e il formulato è molto facile da maneggiare in quanto può essere appunto utilizzato con l'atomizzatore quando utilizzate i prodotti fungicidi per la difesa. I diffusori diventano quindi i grappoli, le foglie del vigneto, distribuendo appunto, lo ricordo di nuovo, una quantità enorme di microcapsule per ettaro. Questa quantità enorme di microcapsule per ettaro ha una dimensione contenuta e una dimensione omogenea. La dimensione contenuta e omogenea vede infatti una loro media di dimensioni contenute di 2,6 nanometri. Questo ha una ricaduta, anzi 2 ricadute pratiche. Non c'è nessun problema con pressioni di esercizio elevate e non c'è nessun problema di intasamento dei filtri. Qual è la cinetica di rilascio del feromone da parte di queste microcapsule? La cinetica di rilascio nel tempo è valutabile, come vedete dal grafico, come rilascio progressivo del feromone stesso in 14 giorni prima di andare sotto la soglia di efficacia della quantità di feromone nel vigneto stesso. Quando si applica Exploiovit? Si applica all'inizio del volo. All'inizio, il più vicino possibile all'inizio del volo, quindi parliamo mediamente di circa 3-4 giorni. Si applica per 2 applicazioni per generazione, sulla seconda, come vi ho già detto, e sulla terza. C'è anche un possibile, come riparleremo più tardi, un posizionamento misto, con ad esempio l'utilizzo del nostro Affirm sulla seconda e l'Exploiovit sulla terza, per non avere in questo caso nessun residuo di nessun tipo, anche di insetticida. Si ribatte sulla stessa generazione circa 10-14 dopo in funzione del volo e in funzione del dilavamento eventuale da pioggia. Dilavamento eventuale da pioggia che possiamo stimare in un 20 mm circa, non si vede bene perché c'è la luce proprio lì, comunque ve lo dico a voce, in circa 20 mm se cade una pioggia diciamo importante pochi giorni dopo il trattamento, o circa una trentina se cadono appunto una trentina di millimetri in più giorni dopo il trattamento. Ricordiamoci di dire al viticoltore di cimare il vigneto prima dell'applicazione dell'Exploiovit, se no tiriamo via punti di diffusione. Ricordiamoci anche che il periodo di asciugatura è di circa un'ora, quindi praticamente si può rientrare subito dopo, e che appunto l'intervallo consigliato tra le applicazioni è di 10-14 giorni. Altre cose importanti: il formulato Exploiovit non ha nessun problema di fitotossicità, non ha nessun problema di imbrattamento, non ha nessun problema di odore e nessun problema di miscibilità con tutti gli agrofarmaci registrati in viticoltura.
La formulazione è una ottima dispersione in soluzione, ottima in quanto anche con una viscosità elevata che aiuta il formulato stesso a rimanere in sospensione a lungo nella soluzione del trattamento stesso. La confusione sessuale, come anche l'insetticida, ha bisogno di un monitoraggio. Per quanto riguarda il monitoraggio, volevo spendere veramente qualche secondo ricordandovi che un monitoraggio quotidiano, possibile con la tecnologia TrapView in esclusiva di Syngenta, ci facilita la vita e ci facilita il momento di trattamento in cui intervenire, sia con l'Exploiovit sia con gli insetticidi. Vi mostro una delle N prove effettuate in giro per l'Italia da Syngenta con l'Exploiovit, vi mostro la prova del mio collega, il mio omologo del Piemonte, fatta in collaborazione con Sagea, in cui praticamente sono state effettuate 2 applicazioni di Exploiovit sia in seconda che in terza generazione. L'impianto sperimentale non poteva essere ovviamente in parcelle ma in parcelloni, su superfici importanti. Abbiamo circa 4,5 ettari in questo caso oggetto di trattamenti con Exploiovit e circa 1 ettaro del non trattato, con anche la nostra TrapView, la trappola digitale per controllare il volo. Volo che, come vedete da questo grafico, ha avuto questo andamento come seconda generazione e questo andamento come terza generazione. Li vedete colorati in rosso i 2 trattamenti con Exploio sulla seconda e sulla terza, e in verde i rilievi di Sagea con cui abbiamo collaborato. Rilievi di Sagea che vi mostro con questa tabella di Excel, dove vedete che il parcellone non trattato rispetto all'Exploio si è rilevato una quantità di grappoli colpiti e di acini per grappolo, quindi parliamo sia di diffusione che di intensità, molto molto significativa rispetto al parcellone trattato con Exploio, sia nel rilievo del 20 di luglio che nel rilievo del 5 del 9. La differenza è macroscopica e non mi pare che servano tante indagini statistiche per evidenziarla. Vi sottolineo anche che ogni parcellone è stato suddiviso in 5 sottorepliche e in ogni sottoreplica sono stati analizzati 100 grappoli, quindi per arrivare comunque, volendo e potendo, a una analisi statistica seria. Qual è lo spray program? Quali sono le possibili opzioni? Non sono in ordine di importanza, ma semplicemente sono 3 possibili opzioni di utilizzo dell'Exploiovit. Può essere utilizzato sulla seconda e sulla terza, facendo, se serve, se si deve, se è necessario, se un trattamento anche in prima generazione con un insetticida tipo il nostro Afirm o il nostro Voliam. Un'opzione 2 può prevedere, come vi anticipavo prima, un approccio misto con la Firm in seconda generazione e l'Exploiovit in terza generazione per 2 trattamenti, oppure sia la seconda sia la terza trattate con Exploiovit per 2 trattamenti ciascuna. Riassumiamo i vantaggi di questo nuovo formulato: la diffusione regolare, la flessibilità, perché abbiamo la possibilità di gestire indipendentemente ogni generazione. Non dobbiamo trattare ogni generazione, ma possiamo gestirla a seconda della nostra valutazione tecnica. Abbiamo un'applicazione veloce, pratica e integrabile, come abbiamo visto con altri prodotti fitosanitari. Non c'è nessuna installazione, nessuna rimozione, nessun rinforzo dei bordi. Ok? I componenti sono naturali e biodegradabili e, ultimo ma non ultimo, nessun residuo rilevabile sull'uva. Passo adesso a descrivervi 2 cose, anzi 3, riguardo alla strategia di difesa
dalla peronospora della vite o dalle fitopatie in generale. Per quanto riguarda la peronospora della vite, riabbiamo di nuovo in catalogo il Ridomil Gold Combi, quindi il metalaxilemme originale Syngenta insieme al Folpet, e abbiamo anche in catalogo da quest'anno un formulato di Folpet liquido che si chiama Faltex a 500 grammi litro. Questi prodotti, vi ricordo il loro posizionamento: abbiamo di nuovo il Ridomil e lo rimettiamo dove lo rimettavamo qualche anno fa. Non cambia nulla, lo rimettiamo alternato in questo caso al Pergado F più Quartet nei trattamenti di maggio. Per cui diciamo, la nostra proposta di protezione e biostimolazione della vite 2024 è questa. Ho scritto anche biostimolazione perché da quest'anno Valagro, incorporata in Syngenta già da 3 anni, diventa Syngenta Biologicals. Quindi noi parliamo sia di protezione che di biostimolazione, che è l'ultima colonna sulla vostra destra. E per quanto riguarda l'Oxatiapiprolin, sono ambasciatore di questa novità. Syngenta e Corteva, unitamente al servizio fitosanitario del Friuli Venezia Giulia, hanno negli ultimi 2 anni effettuato numerosi prelievi, monitoraggi sulla sensibilità della peronospora, della plasmopara all'Oxatiapiprolin. Fate conto che nell'ultimo anno, cioè l'anno scorso, tra Syngenta e Corteva Italia ne abbiamo effettuati più di 100. L'anno scorso si sono visti degli scostamenti di sensibilità dalla baseline delle popolazioni di plasmopara viticola all'Oxatiapiprolin. Per cui, unitamente ai servizi fitosanitari, è decisione di ieri pomeriggio, Syngenta e Corteva hanno deciso di proporre per il 2024, in modo assolutamente precauzionale rispetto all'entità dello scostamento stesso, un trattamento solo all'anno per i formulati a base di Oxatiapiprolin. Questo sarà un consiglio che daremo unitamente, sia noi che Corteva, e che verrà recepito e condiviso, come lo hanno condiviso ieri pomeriggio, i servizi fitosanitari quando sarà il momento di scrivere i bollettini settimanali, quando sarà il momento dell'utilizzo del principio attivo stesso. Questo vale per tutti i formulati a base di Oxatiapiprolin. Grazie.